libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il Sussidiario.tv. In primo piano il caso Schengen. Giovedì il ministro Piantedosi riferirà in Parlamento sui controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Dagli Stati Uniti Trump alza ancora la pressione sull'Iran, tra deterrenza militare e richieste di risarcimento. In Sardegna Dori Ghezzi difende il diritto di Salvini ad ascoltare De André dopo le contestazioni al concerto di Diodato. Sul fronte economico, l'auto cinese avanza mentre l'industria europea perde terreno. Negli USA torna lo scontro sull'aborto, con la nuova legge del Massachusetts. Infine, svolta nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Arrestato Walter Lavitola, indicato dai PM come mandante. Questi i titoli. Ora vediamo tutte le notizie nel dettaglio. Schengen. Piantedosi spiega l'emergenza. Controlli Italia-Spagna, il perché in Parlamento. Il caso Schengen arriva in Parlamento. Giovedì 13 agosto alle 14:30 il Comitato parlamentare Schengen ascolterà il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli tra Italia e Spagna, introdotti dopo la crisi di Ceuta e le valutazioni sulla sicurezza. Le verifiche italiane riguardano soprattutto i cittadini extra UE provenienti dalla Spagna. Madrid ha adottato controlli sui viaggiatori dall'Italia, mentre Bruxelles ne sottolinea il carattere temporaneo. Piantedosi dovrà ora spiegare motivazioni e risultati. Senza anticipare conclusioni, prima vengono i fatti. Trump sfida ancora Teheran. Iran, forza e risarcimenti. Donald Trump alza ancora la pressione sull'Iran. Interrogato sulla possibilità per gli Stati Uniti di decapitare il vertice iraniano, ha risposto che Washington ne ha la capacità. Lo scoprirete. Teheran chiede risarcimenti per i danni del conflitto. Trump replica pretendendo compensazioni per gli americani uccisi o feriti in attacchi attribuiti all'Iran e per le famiglie dei manifestanti vittime della repressione. La diplomazia resta possibile, ma con la deterrenza americana ben visibile sul tavolo. De André, Dori Ghezzi difende Salvini. Contestazione surreale al concerto di Diodato. Può una parte politica decidere chi abbia diritto di ascoltare Fabrizio De André? In Sardegna, Matteo Salvini è stato contestato durante il concerto di Diodato a Lagnata. Una spettatrice ha sostenuto che il leader della Lega non avesse nulla a che fare con quelle canzoni. Dori Ghezzi, seduta accanto a Salvini, ha replicato: «Io la penso diversamente, sono sempre di sinistra, ma è giusto creare un dialogo. La musica deve unire». Si può contestare un politico, ma trasformare un artista in proprietà esclusiva di una parte significa sostituire il confronto con una patente ideologica. Auto. Pechino avanza. Industria UE sotto pressione. La Cina avanza e l'automobile europea arretra. Pierluigi Bonora, direttore di ACI Radio e promotore di Forum Automotive, descrive sul Sussidiario produttori cinesi sempre più competitivi, automazione accelerata, energia costosa in Europa e una transizione gravata da divieti, tasse e cambi di rotta. La sua previsione: dopo le joint venture potrebbero arrivare acquisizioni di case europee da parte dei gruppi cinesi. Il nodo politico resta. La transizione serve se rafforza l'Europa, non se trasferisce fabbriche, competenze e lavoro ai concorrenti. Bruxelles deve scegliere come accompagnare davvero l'innovazione. USA, l'aborto per cancellare Trump. Dem applaudono una legge senza limiti. Lo scontro americano sui valori si riaccende in Massachusetts. La governatrice democratica Maura Healey ha firmato una legge che elimina il precedente limite gestazionale generale all'aborto, normalmente fissato a 24 settimane con eccezioni, e amplia la discrezionalità medica nelle interruzioni tardive.
Ili la presenta come tutela di donne, famiglie e medici e come scudo contro restrizioni repubblicane. Intanto, verso le elezioni di midterm, i democratici studiano come contrastare non solo Trump, ma anche un trumpismo capace di proseguire con figure come J.D. Vance o Marco Rubio. La domanda è: quale America resterà dopo Trump? Ranucci, la vitola arrestato. IPM, mandante dell'attentato. Svolta nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola è stato arrestato. Per IPM della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma sarebbe il mandante dell'azione compiuta nell'ottobre scorso a Pomezia contro il conduttore di Report. Secondo l'accusa, avrebbe agito con il collaboratore Gomez Clesio Tavares, destinatario di un mandato di arresto. Le ipotesi della procura non sono una sentenza e Lavitola potrà contestarle nelle sedi previste. Ma la trasparenza vale per tutti, anche per il giornalismo di inchiesta, quando le domande riguardano relazioni, ambienti e fonti. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Rialzo tassi? Decidono i dati. BCE e Fed rimandano a settembre. Quanto a lungo famiglie e imprese dovranno convivere con un costo del denaro elevato? È la domanda al centro dell'analisi di Emanuele Rufini sul sussidiario.net. A luglio BCE e Fed hanno lasciato i tassi fermi al 2,25 e al 3,75%. In Europa il PIL dell'Eurozona è cresciuto dello 0,4% nel secondo trimestre. L'inflazione è scesa dal 3,2 al 2,8 e la disoccupazione resta intorno al 6%. Ma il quadro, scrive Rufini, rimane altamente volatile. Energia, Medio Oriente, tensioni commerciali e credito difficile possono frenare consumi e investimenti. Negli Stati Uniti la Fed non ha concesso il taglio auspicato da Trump. Il PIL cresce e l'inflazione ha rallentato dal 4,2 al 3,5%. La parola chiave è data dependent, decidere sui dati, non sui dogmi. A settembre BCE e Fed torneranno a scegliere, con effetti diretti su mutui, imprese, investimenti e lavoro. Ilva, ora serve un piano vero. Acciaio, lavoro e autonomia. L'Italia vuole ancora produrre acciaio o limitarsi a gestire la chiusura? È la domanda dell'analisi di Giuliano Cazzola sul sussidiario.net sul futuro dell'ex Ilva. Una parte della siderurgia italiana valuta una cordata per rilanciare gli impianti non colpiti dal blocco giudiziario. Federacciai parla di tutela della filiera e di autonomia strategica del paese. Cazzola avverte però che italiano non significa automaticamente risolutivo. Senza un progetto sostenibile, il patriottismo industriale può trasformarsi in un costo enorme. Resta inoltre il nodo dell'area a caldo, decisivo per produzione e occupazione. Il rischio indicato dall'autore è una nuova Bagnoli. Anni di transizione, ammortizzatori sociali ed esuberi, mentre la soluzione si allontana. Cazzola attribuisce parte della paralisi anche all'ambientalismo radicale e agli interventi giudiziari. È la sua valutazione. Servono investimenti, risanamento e una decisione del governo sul futuro dell'acciaio italiano. E si conclude anche per oggi l'edizione del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani, sempre alla stessa ora e sulle frequenze di Radio Libertà per una nuova edizione. A domani! Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà.